Allenatori che devono pagare per allenare le squadre di ragazzini. È finito il calcio provinciale? Ciao, sono Federico Biffignandi, giornalista professionista e questa è una nuova puntata di IN, il contenuto di inchiesta e informazione di Maresana Web TV. Ti hanno mai chiesto soldi per allenare? Non direttamente, ma sì. Quanti? Ma tutto faceva brodo. Hai accettato? No, non ho le conoscenze che speravano io avessi, quindi no. La denuncia di un allenatore bergamasco di lungo corso nel calcio dilettantistico e giovanile è forte. Alcune squadre, diciamo un paio per girone, chiedono soldi agli allenatori per far sì che loro possano allenare. Come avrebbe dovuto funzionare il meccanismo di partecipazione economica che ti hanno richiesto? Ma fondamentalmente ero uno dei papabili allenatori, però per essere, diciamo, più agevolato nel portare il nome sulla bilancia, l'ago della bilancia dalla mia parte, avrei dovuto portare degli sponsor in società, ma non ho conoscenze a riguardo. Ma perché la necessità di chiedere soldi? Ad oggi gestire una società di medio livello costa circa 200.000 euro. La metà arriva da sponsor e iscrizioni con una lieve prevalenza per le quote e l'altra metà spesso la mette il presidente. A volte si tira la cinghia da qualche parte, ma è chiaro che il buco da riempire sia molto ampio e la tentazione di cercare scorciatoie è dietro l'angolo. Una tendenza non nuova, ma che sembra essersi accentuata negli ultimi tempi. Al nostro mister è già successo 2 volte. Succede sia nelle giovanili che nelle prime squadre. Ci sono un sacco di allenatori in Lombardia che allenano ma perché portano anche sponsor, li chiamano in gergo, li chiamano gli allenatori con la valigetta. In tutto questo le quote di iscrizione sono esplose e rischiano di mettere in difficoltà le famiglie. Iscrivere un figlio ad una società che fa riferimento alle categorie regine, Serie D, Eccellenza, Promozione, può costare tra gli 800 e i 1000 euro, a cui bisogna aggiungere il kit, che arriva a costare fino a 600 euro. Per la prima categoria i costi sono attorno ai 400 euro con agevolazioni varie, sconti tra 50 e 80 euro, ad esempio per il secondo e terzo figlio iscritto. In seconda categoria il prezzo scende a 300 euro circa, mentre in terza categoria si scende fino ai 200. Con una postilla l'acquisto del kit, il cui costo si aggira in questo caso attorno ai 150 euro. Di solito è riservato solo ai nuovi iscritti, ma si sa che da stagione a stagione si perde sempre qualcosa che va poi riacquistata. Non è un'equazione matematica, ma iscriversi ad una società di pallavolo di medio-alto livello a Bergamo costa 200 euro e le 2 nazionali si sono da poco laureate campioni del mondo. La mia paura è che a breve la gente vada a farsi fare i finanziamenti in banca per iscrivere il figlio nella società un po' blasonata. Il calcio insomma rischia di diventare uno sport d'elite, un controsenso se si pensa che i grandi campioni della storia, molti dei grandi campioni della storia sono venuti dal nulla. Rischia di venire meno il concetto di meritocrazia e questo è un problema per la nascita di nuovi talenti? Ma io spero che comunque chi è meritevole e bravo alla fine emerga sempre. Certo, fa più fatica rispetto a chi magari è meno meritevole ma porta la valigetta e quindi la scelta ricade lì. Il ragazzo, quello forte, emerge comunque sempre perché tutti vogliono vincere e senza quelli forti non vinci anche per tanti soldi che può portare uno meno bravo. Magari a quel ragazzo un po' più bravino mi è capitato di sentire che la quota di iscrizione non fosse addebitata a pieno, ecco, diciamo così. Al di là dell'aspetto tecnico c'è poi quello economico, perché in molti dicono che il nero che gira nel mondo del calcio dilettantistico è tanto. Basti pensare che le quote di iscrizioni vengono pagate quasi tutte in contanti e che, dicono in tanti, alcuni dirigenti, non pochi, facciano la cosiddetta cresta sul prestito o sulla compravendita di calciatori. Non ho la matematica certezza, non ho le prove, ma è sempre un chiacchiericcio dove magari c'è il dirigente della società blasonata che manda in prestito un ragazzo in una società di categoria inferiore, magari vengono chiesti n migliaia di euro di prestito e di questi n migliaia di euro magari arriva in società il 75%, il 25% se lo tiene lui. E poi gli sponsor. Chi pubblicizza una squadra lo fa davvero per visibilità o ci sono degli interessi? Fino a 200.000 euro erogati ad una ASD o SSD, dice la Cassazione, la spesa per la pubblicità è totalmente deducibile a livello fiscale perché c'è una rilevanza costituzionale di utilità sociale. Anche in questo frangente, nell'ambiente risaputo, non è però raro che circoli un po' troppi contanti.
Passione che comunque resta, volontariato che resiste, i ragazzini che comunque si divertono. Il nostro allenatore non perde la speranza, tanto che sta allenando una prima squadra. E voi avete ancora speranza? O il pallone ormai si sta inesorabilmente sgonfiando?